questo istituto ha beneficiato negli anni di importanti finanziamenti. Praticamente i laboratori che noi abbiamo sono dovuti a finanziamenti dedicati dei FESR, e tra questi abbiamo 2 laboratori di informatica, di cui uno realizzato interamente con un FESR degli anni passati e l'altro invece è stato aggiornato con un FESR. Abbiamo un laboratorio linguistico, anche questo è stato un po' aggiornato da un FESR. Abbiamo un'aula 3.0, che è un'aula di dotazioni notevoli, che è stata fatta nel tempo mettendo insieme diversi finanziamenti ed è tuttora in atto. Anche l'aula magna è stata creata, che è un'aula di conferenza alla fine, è stata creata grazie sempre a dei finanziamenti FESR, quindi è un'aula dove abbiamo un sistema di videoproiezione, adesso abbiamo anche il sistema di conferenza e di streaming per le altre aule, e quindi è giusto precisare che le infrastrutture di cui può godere questa istituzione scolastica non ci sarebbero stati senza i finanziamenti dei FESR.